Buonasera, benvenuti allo Stadio dei Pirati per questa gara 2. E adesso tra poco avremo l'ingresso in campo delle giovanili, dei giovani dello Junior Rimini e delle altre società del gruppo New Rimini. In particolare questa sera ci sarà il mini baseball dello Junior Rimini. Alle 7:15 abbiamo un appuntamento sulla linea. Adesso aspettiamo gli arbitri che escano e poi dopo facciamo entrare anche i bambini. Dopo il line-up ve lo do appena è finito questo evento qua. Quando siete pronti? Finca 5, 6, 7, 8, 9. Aspettiamo gli arbitri che stanno arrivando per schierarsi sulla riga. Sto aspettando gli arbitri. L'arbitro un quarto alle 8. È perché facciamo l'inno tutto con i bambini, dopo perdiamo 10 minuti. 10 minuti che...
Vuoi cambiare un ginocchio che facevi la prova se... Vuoi cambiare un ginocchio che fai la prova se... No, guarda, metti la mano. Ah, Perché praticamente, siccome ho le ginocchia varie, un tutore. c'è un tutore per tenere in naso. No. Non sei plantari tu? Eh? Hai plantari? No, infatti mi hanno detto di far quelli. Io ce li ho da quando ho 12 anni che giocavo a pallacanestro. Qui c'è Lino adesso. Facciamo Lino, Sì. i bambini. No, facciamo i bambini anche loro, facciamo Lino per tutti. Adesso glielo ridico. Facciamo Lino, schiacchiamo la riga. Giovanili. Prego. Adesso facciamo entrare in campo i bambini. Questa coordinazione. Dietro la riga così. Guardate là che la bandiera è là. Vedete? Distribuire più lunghi. Dai. Ok, saluto. Saluto. Manager. Andrea. Cifalino Thomas. Bonemei, Yuri Cortez. Chi è che manca? Adesso arriva, sai, i nostri mezzi, che sono proprio, non è la Rai la nostra. L'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se ci
Grazie a tutti. Abbiamo presentato i più piccoli dello Junior Rimini. I due manager si scambiano i documenti a casa. No, la sedia è tua. Solo tempo, se no ce n'è la prossima ancora da campo. Allora, benvenuti alla Storia dei Pirati in questa gara 2. E abbiamo le formazioni do un attimo le formazioni. Abbiamo Gerali, Matteo, Leise, Alessandro, Poma, Sebastiano, Vilori Ales, Sambucci Alex, Gerani Guido, Adorni Tommaso, Covati Matteo, Marchesi Daniele e lanciera aerea Carillo. E invece per la New Rimini abbiamo Cifalinò, Baro, Baccelli, Sciacon, Gabrielli, Focchi, Bonemei, Cortesi, Signorile e Sartini e il pitcher lanciatore. Play ball chiamato dall'arbitro. Inizia questa gara 2. Prima palla strike. Gerali Matteo che in difesa si schiererà in posizione 4, quindi seconda base, numero 31 per il Farma Crocetta. 2 strike su di lui, il conto in questo momento. Palla ball, 2 strike, un ball. Prima palla valida per Gerali Matteo.
È un singolo. Gerali Matteo si porta in prima base. Due ball, no, un ball, uno strike chiamato dall'arbitro sul numero 7, Laise Alessandro. Giocherà interbase nel ruolo difensivo. Il numero di casacca 7. Colpisce una palla alta verso l'esterno, lunga, fuori campo da 2 punti. Quindi il Crocetta si porta subito in vantaggio con 2 punti sulla New Rimini al primo inning, primi due uomini, valida e fuori campo per il Crocetta. Subito in salita la partita per la New Rimini, Sartini. Elia Sartini. Ora abbiamo Poma Sebastiano, sì, e esterno centro per la Crocetta. Ball, 2 ball contro su Sebastiano Poma. Ancora ball su Sebastiano Poma. Prima palla strike di questo turno per Sebastiano Poma. 3 ball, 1 strike. Colpisce una palla che viene presa dalla seconda base. Errore questo, errore vero? A chi lo attribuiamo? Errore di Chacon che non riesce a concludere l'eliminazione con Baro, casca la palla e quindi viene attribuito errore e non valida su Sebastiano Poma.
Ora abbiamo Vilori Alex, numero 54, esterno destro, mancino. Prima palla bassa, ball. Valida, passa sotto il guanto di Baro che non trattiene la palla. È una valida anche per lui, è un singolo, e Poma Sebastiano si porta in terza base. Adesso abbiamo Alex Sambucci, numero 83, prima base per il Farma Crocetta. Prima palla è un ball. Prima palla strike, un ball, uno strike il conto. Terza palla è un ball, due ball, uno strike il conto su Sambucci, Alex. Colpisce Sambucci una palla che cade, quindi è valida, una valida ancora, un singolo per Sambucci, quindi entra un altro punto per il Farma Crocetta e si porta sul 3-0 al primo inning. Parte veramente forte il Farma Crocetta in questa gara 2. Ora in battuta abbiamo il numero 33, Gerali Guido DH del Farma Crocetta. Colpisce una palla in foul sulla rete del campo. Quindi primo strike su Gerali Guido, che è il sesto uomo del line-up del Farma Crocetta. Questo è un ball, una palla interna alta. Gira, swing a vuoto questa terza palla, e quindi due strike e un ball il conteggio su Gerali.
È un ball questo quarto lancio, 2 ball, 2 strike. È un conto pieno su Gerali, Guido. Conto pieno, 0 out, 3-0 per il Farma Crocetta, uomo in seconda, uomo in prima. Foul a sinistra, ancora conto pieno, invariato. Tre ball, 2 strike. Colpisce una palla lunga sugli esterni ed è una valida, arriva al muro, entrano un altro punto, è un doppio con rubata verso, entrano altri 2 punti, quindi doppio più tiro e il risultato sono 4 punti, quindi valida, è una singolo che poi dopo arriva un doppio. E quindi il punteggio è 5-0. Sicuramente non era quello che la New Rimini si aspettava da questo inizio partita. 5-0 al primo inning, sicuramente segna la partita con 0 out, sicuramente non è partito bene il nostro lanciatore, ovvero non riesce a, come si può dire, la palla troppo pulita forse, non so. Il risultato è che hanno fatto tutti valida, o tutti hanno battuto in diamante, quindi comunque è una partita con parte complicata. Sapendo che dopo c'è Ariel Carrillo come lanciatore, quindi non è certamente un lanciatore facile. Comunque abbiamo l'uomo in terza adesso e batte Adorni Tommaso, numero 99. Abbiamo 2 ball il conto. Una battuta lunga, molto lunga, che viene presa al volo, ma si completa è una volata di sacrificio, quindi Adorni è in F7 eliminato, ma entra un ulteriore punto, sesto punto. Ah, ok, allora valida, scusate. Penso che la partita per Sartini sia verso la fine, perché con 6-0 sicuramente non rimarrà ancora sul monte. A lungo, purtroppo. Diciamo che l'esordio non è stato dei migliori, si può dire, in questa gara 2 per lui. Vediamo cosa succederà, però 6-0 al primo inning chiaramente dà un imprinting alla partita che non è certamente quello che si voleva. Resta sul monte dopo la visita. Quindi Adorni Tommaso valida, la palla cade, io avevo visto eliminata al volo, in realtà era caduta e poi presa di rimbalzo. Sì, però dagli un attimo.
Abbiamo Covati Matteo, ricevitore del Farmacrocetta. Fuori campo ancora da 2 punti. Evidentemente c'è qualcosa che non... Tutto bene per la Crocetta, insomma. Viene cambiato Elias Sartini, seconda visita. Sette a 0 il punteggio. 7-0 per il Farmacrocetta al primo inning, dà una imprinting alla partita. 8-0, scusate, 8-0. 8-0, quindi diciamo che la partita ha sicuramente avuto una partenza di quelle che sarà molto difficile raddrizzare, insomma, visto chi hanno loro poi dopo sul monte. 8-0 al primo inning, chiaramente la partita è già molto segnata, insomma, ha già preso una via in cui non avrebbe dovuto prenderla. Abbiamo un cambio sul monte, entra Daniele Del Bianco. Sicuramente una cosa sicuramente una partenza in cui non ci saremmo mai aspettati, insomma. 8-0 al primo inning, 0 out, è sicuramente una brutta partenza. Veramente un esordio molto abbiamo Marchesi, Daniele. Prima palla strike. Foul a sinistra. Due strike un ball, il conto invariato, 2 strike un ball ancora. Valida anche su Daniele Del Bianco, è un singolo per Marchesi Daniele, quindi diciamo che il Farmacrocetta con l'errore di Poma Sebastiano hanno fatto tutti valida, con addirittura 2 fuoricampo da 2 punti. Quindi tutto il line-up del Farmacrocetta è andato in base, abbiamo ancora 0 eliminati e ricomincia il line-up
abbiamo Gerali Matteo nel box, che è fatto valida al primo inning. Ancora al primo inning, ma durante il primo turno. Secondo strike. Ball, un ball, 2 strike. Colpisce il pitcher e viene eliminato, doppio gioco, 2 out, quindi abbiamo eliminato con la via 1, 6, 3. Doppio gioco. Adesso abbiamo Laise Alessandro, che è autore di un fuoricampo, sempre nel primo inning, da 2 punti a sinistra, un fuoricampo. E adesso il primo strike su di lui, batte direttamente nel guanto di Cifalinò ed è una L5 e conclude l'inning disastroso per la New Rimini, incassa 8 punti al primo inning. Pubblicità. Torniamo in campo per la parte bassa del primo inning, in che è stato disastroso sulla partenza per la New Rimini,
abbiamo incassato 8 punti e quindi è veramente, era una gara difficile, ma 8-0 al primo inning diventa una gara molto più difficile. Ora abbiamo per la New Rimini Cifalino Thomas, numero 24. Tabellone? Oh, il tabellone. Due ball, 2 strike. Questo è ball, quindi conto pieno. 3-2, conto pieno. Era una bella curva sicuramente nella zona dello strike, ma l'arbitro non l'ha premiata. Questa è una veloce e K per Cifalino. K looking. Adesso abbiamo Baro De Jesus, numero 56. Palla strike è la prima palla. Batte in campo una bella palla che prima base, il terza base non riesce subito a dare in prima ed è valida per Baro, è un singolo. È valida questa palla, no? O errore? Errore? Errore allora, quindi non è valida per Baro, errore del terza base. Allez, pitch out su Baro che viene fatto out direttamente dalla... diciamo che più che un colto rubando, come si usa nelle giovanili, è un colto dormendo, probabilmente. Perché una persona rubata, eliminata in quella maniera, non penso che sia, non ha neanche corso. Come lo attribuisci una cosa del genere? E il terzo eliminato è Marco Bacelli, cambio F8.
Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati. Sebastiano Poma in battuta. Ricordiamo 8-0 al primo inning, un punteggio che ha sicuramente segnato la partita. Foul a sinistra, la prima palla strike. (4-3) eliminato Poma Sebastiano. Il conto è due strike su Vilori, Alex, autore della valida al primo inning. Colpisce una palla direttamente su Baro che lo elimina. Abbiamo Alex Sambucci, numero 83, prima base. Prima palla è uno strike su Sambucci. Due strike e un ball su Sambucci. Due ball, due strike il conto. E due out. Colpisce una palla a sinistra in foul, rimbalza sui tappeti e rientra in campo. Andare a prendere la pallina perché è in foul a sinistra. Colpisce una valida ancora.
Seconda valida consecutiva singolo per Sambucci. Due strike, 2 out, cioè in questo secondo inning. Batte in diamante, lo prende Cifalino, completa l'eliminazione, è una linea 5-3 e conclude il secondo inning per il Farmacrocetta. Pubblicità. Torniamo in diretta allo Stadio dei Pirati. Mi scuso, abbiamo avuto un problema con le telecamere, ci siamo persi la valida di Chacon che ha concluso una bella a destra, a sinistra una battuta ed è arrivato in prima base. Singolo. Che lancio era? Bollo strike. Strike, il primo strike. Primo strike segna. Secondo strike su Gabrielli Andrea, esterno centro, numero 5 nel line-up. Palla ball esterna, 2 strike, un ball. Colpisce a destra una palla in foul. Un ball, 2 strike, il conto su Gabrielli. Abbiamo in prima base Chacon.
Palla in foul ancora per Gabrielli, ancora resta in vita, 2 strike, un ball. Gioco, chiama l'arbitro. Ball, questa palla è alta, esterna. 2 ball, 2 strike. K. Gabrielli è eliminato. K swing è il primo eliminato di questo secondo inning. Amedeo Focchi che vede per la prima volta questo battitore Erel Carrillo, sicuramente è un giocatore molto, molto forte che giocò con noi 2 anni fa, l'anno in cui poi dopo la New Rimini purtroppo scese in Serie B. Colpisce in foul a destra Focchi, un ball, uno strike. Focchi è stato chiamato lo swing e quindi 2 strike, un ball. Il check swing è stato chiamato e l'arbitro ha confermato lo strike. Questa palla è ancora ball, 2 ball, 2 strike. Questa è ancora ball, conto pieno nuovo su questo battitore Amedeo Focchi, numero 43. Colpisce una palla, è staccato, quindi non si completa il doppio gioco, scelta difesa. E viene eliminato però Chacon in seconda base. Ci troviamo ora con 2 out e Buonemei Davide, numero 42, in battuta. Colpisce una palla in foul a destra, la prima palla. Sicuramente questa partita ha preso una piega con 8-0 molto difficile da raddrizzare con questo lanciatore. Adesso vediamo se nel corso della partita succederà qualcosa di buono, ma purtroppo 8-0 al primo inning, una partita ha un segno molto... Se il lanciatore, il battitore devono fare una gran cosa per riuscire a recuperare tutti questi punti. Foul a sinistra. Stiamo un posto telecamera.
Questa palla è ball, chiamata dall'arbitro. 2 ball, 2 strike. Questa l'ha chiamata ball, ma se la chiamava strike non si offendeva nessuno. Una chiamata veramente molto al limite. 2 ball, 2 strike, 2 out. K swing, si conclude qui anche il secondo inning. Andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo inizio del terzo inning. Ricordiamo che un ball, il secondo ball, e ricordiamo che la partita è stata segnata con 8 ball, ancora 2 ball, su Adorni Tommaso. È stata segnata da un 8-0 maturato al primo inning su Sartinelia, sostituito da Daniele Del Bianco, e la partita già sarebbe stata forse già difficile, ma certamente 8-0 lo è ancora di più. Allora, attualmente abbiamo uno strike e 3 ball, il conto, su Adorni Tommaso, numero 99, autore della valida al primo inning. Questo è base su ball per Adorni. Covati Matteo. Covati Matteo, autore di un fuoricampo da 2 punti al primo inning, che ha portato il punteggio sull'8-0 per il Farma Crocetta. Colpisce una palla valida ed è un singolo che però porta il corridore in terza. Quindi è un'ulteriore valida anche per Marchesi Daniele, e abbiamo Adorni Tommaso che va in terza base, e quindi abbiamo uomo in posizione punto per la Farmacrocetta, 0 out, ricomincia il giro per il Farmacrocetta, Gerali Matteo il box, prima palla è un ball, seconda base,
Una palla lunga che Gabrielli riesce. La palla, l'arbitro dice che non è caduta, per cui è stato eliminato. Il corridore praticamente la palla era caduta, ma il corridore era partito prima che non era sul cuscino nel momento della presa, quindi è stato eliminato per quel motivo lì. Quindi questo è errore? È eliminato perché era staccato dal cuscino. Gioco d'appello. Quindi E poi è ripartito. Sì, l'ha fatto. No, l'ha fatto, io l'ho visto. No, beh. Nel caso specifico noi gli daremo che è out per gioco d'appello per partenza ufficiale. È punto. Com'è? Ok, quindi non è out, un out solo. Ok, non c'è la partenza anticipata. È l'out solamente quella al volo. Quindi è solo un out. ok, allora è considerata volata di sacrificio su Gerali Matteo. Volata di sacrificio, quindi entra un altro punto, quindi andiamo a 9-0 per il Crocetta. Ha chiamato l'out al volo lui. L'out al volo? Lui ha chiamato l'out al volo. Cioè, no, dopo che ha fatto il gioco d'appello, l'arbitro di Italia ha fatto il corner e mica l'ha chiamato anche l'out interno. Adesso sembra più bene, ha cambiato. È inutile recriminare, tanto il punto è entrato 9-0, quindi ok, un out e... - 9-0, l'out è stato di Gabrielli, ma purtroppo non ha impedito il punto. Secondo strike su Leise Alessandro. 2 strike su Leise Alessandro, un out. Due strike, un ball, il conto. Palla alta verso l'esterno destro centro, chiama l'esterno centro, palla, quindi è un V8, F8, scusate. No, è Gabrielli al centro. Sì. Abbiamo 2 out e uomo in prima. Marchesi Daniele. Abbiamo Poma Sebastiano in battuta, il numero 27. No. Ah, Laise Alessandro, scusate. Laise Alessandro.
Laisi Alessandro, 2 strike. Due strike, un ball, il conto sulla Isi Alessandro. Due ball, 2 strike, 2 out il conto in questo terzo inning. Ancora ball, quindi conto pieno sulla Isi Alessandro. Foul, come avete visto, appena Daniele Del Bianco ha lanciato la palla, il corridore è partito perché con 2 out e conto pieno, appena il lanciatore sta per lanciare la palla, il corridore in prima corre. Strike out per Daniele Del Bianco. K. Looking, finisce qui. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati, parte bassa del terzo inning. Iuri Cortesi in battuta, 34 di casacca. Prima palla è un foul. Foul ancora a destra, è il secondo strike per Cortesi.
batte sul seconda base che assiste in prima e Yuri Cortesi è il primo eliminato di questo terzo inning. Tommaso Signorile è il secondo di questo terzo inning, prima volta che scende e incontra Ariel, primo palla è uno strike, seconda palla un altro strike, quindi grande vantaggio per il lanciatore. Palla chiamata finisce questo terzo inning, pubblicità. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati per questa gara 2 tra New Rimini e Farma Crocetta, in cui vede condurre il Farma Crocetta per 9-0 sulla New Rimini, punteggio maturato tutto all'ottavo inning, nel primo inning 8-0 e poi con un punto maturato anche al secondo inning. Colpisce
Sì. Eliminato al volo da parte del seconda base. Su Poma. F4. Purtroppo non l'ha proprio visto la palla, l'ha persa e è dovuto andare in seconda base, Ciuffari no. No, scusate. Ciaccon perché l'aveva persa proprio. Tra i fari, la palla molto alta. Prima palla strike su Vilori Alex, esterno destro. Prima palla strike, seconda palla strike, 2 strike il conto. Colpisce un foul a destra, conto invariato, 2 strike su Vilori Alex. Tempo chiamato al battitore. Palla ball, palla per terra. 2 strike on ball il conto su Vilori Alex. Alza una palla verso il centro del campo. Quindi è un singolo. È stata persa tra i fari anche questa. Singolo per Alex Vilori. Adesso abbiamo Sambucci Alex, numero 83, prima base. Prima palla ball, seconda palla ball. Terza palla è uno strike, quindi 2 ball, 1 strike per Daniele Del Bianco, pitching coach della New Rimini, su Sambucci. Colpisce una palla molto alta verso... l'ha persa anche lui tra i fari ed è valida. Purtroppo l'illuminazione dei nostri fari crea questo problema qui. Non c'è una buona visione della palla e se la palla è molto alta poi la perdi tra i fari e non riesci a valutarla. Quindi ci troviamo in questa situazione con un uomo, un out, un uomo in seconda e un uomo in prima. Abbiamo Sambucci in prima base e Vilori in seconda base. Colpisce una palla
6-4-3, doppio gioco, chiude l'inning. Si chiude qui il quarto inning e andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta, abbiamo Baro in battuta, primo strike e un ball il suo conto in questa parte bassa del quarto inning. Secondo strike su Baro. Un ball, due strike, adesso il conto. Palla alta, due ball, due strike. Batte sull'interbase che assiste in prima ed è eliminato. Quattro. Abbiamo Marco Bacelli che è DH. Prima palla ball. Numero 38 Marco Bacelli. DH in questa seconda partita. Palla ancora ball bassa. Due ball, conto su Marco Bacelli. Strike, due ball, uno strike il conto su Marco Bacelli, secondo uomo di questo quarto inning per la New Rimini. Palla battuta sul terza base che assiste in prima ed elimina anche Marco Bacelli. 5-3. Assistenza terza base, prima base. Adesso abbiamo Chacon. Alejandro.
casacca numero 23, che gioca a seconda base in questa seconda partita. È il terzo uomo di questo line-up. Gira questa palla per terra destinata alla zona di ball, ma o un cambio, una curva, confonde chiaramente il battitore. Foul ancora in tribuna la palla. Gira questa palla senza toccarla e Chacon è un K con swing ed è il terzo eliminato di questo quarto inning. Andiamo in pubblico. Torniamo in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo quinto inning. C'è stato un cambio sul monte di lancio, esce Daniele Del Bianco che era il primo rilievo e entra Kevin Sosa che è il secondo rilievo per questa partita per la New Rimini, per questo quinto inning. Batte sul terza base, assiste in prima ed è il primo eliminato ed è Adorni. Cinque 3. Non è colpa di quello lì, è colpa di quello là. È quello là che è arrivato. Tabellone purtroppo segna il quarto inning, non segna il quinto. Finora gli out e i ball vanno, vediamo un po'. Prima un ball su Covati Matteo. Abbiamo detto che c'è stato il rilievo, Kevin Sosa è il nuovo lanciatore per la New Rimini.
batte una linea sul Covati Matteo sul interbase ed è eliminato. Quindi è il secondo out in questo quinto inning. Marchesi Daniele, numero 16. No, no. Sosa completa questo quinto inning e andiamo in pubblicità. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati per questo quinto inning, parta bassa del quinto. Abbiamo Andrea Gabrielli, ha rimediato solamente un K swing al secondo. Andrea Gabrielli, vediamo questa prima palla girata e un foul a sinistra. Colpisce una palla alta ma sulle tribune. E secondo strike per Andrea Gabrielli. Questa palla è un ball. 2 strike, un ball su Andrea Gabrielli. Abbiamo detto prima che è molto difficile riuscire a toccare Ariel, che è anche un lanciatore che arriva lungo coi lanci. Però questa volta Gabri riesce a fare niente da fare. Era riuscito a battere tra l'interbase e la seconda base, ma la seconda base velocemente l'ha eliminato. Quindi niente da fare. È stato eliminato con una linea sulla linea 4-3. Sembrava valida e invece niente da fare. Focchi. Adesso abbiamo Focchi che è stata nel secondo inning è andata in base per scelta difesa e vediamo se in questo quinto inning riuscirà a fare qualcosa di meglio. Prima palla è uno strike. Seconda palla è un ball, uno strike.
gira questa seconda palla ma direttamente nel guanto del ricevitore, 2 strike, un ball. Questa palla è un ball, 2 strike, 2 ball, il conto. Colpisce una palla lunga ma direttamente nel guanto dell'esterno destro ed è una F9, una palla al volo per l'esterno destro e il secondo eliminato. Adesso abbiamo Davide Bonemei con 2 out, numero 42, esterno destro, che nel secondo inning ha avuto un K con swing al secondo inning. Vediamo se riuscirà a fare qualcosa di meglio. Prima palla è un ball. Valida, valida, e la palla va dietro, quindi è un doppio, è un doppio, è un doppio, è un doppio. Lo so, ma del resto deve scivolare. Purtroppo c'è un intervento duro sul cuscino di seconda base. È una valida. Su Ariel Carillo abbiamo avuto 2 valide, una di Chacon da una base e Davide Bonemei, questa valida da 2 punti, solo che abbiamo 2 out, quindi molto difficile sarà portarlo a casa, ma vediamo un po' se Cortesi Iuri, che ha fatto molto bene nella prima gara, riuscirà in qualche maniera a portare a casa questo punto. Tutto sembra rientrare. Iuri Cortesi, che è stato eliminato sulla linea 4-3 al secondo inning, al terzo inning. Questa palla è un ball. Palla in foul. 2 ball, 1 strike il conto dei ball. 1 ball, 1 strike il conto. 1. Un ball, 1 strike il conto su Cortesi. Questa palla è ancora ball. Due ball, 1 strike il conto su Cortesi. 2 out. Davide Bonemè in seconda. Foul a destra, 2-2 il conto di Cortesi, 2 ball, 2 strike.
Il problema è che non ci mette solo la velocità, ci mette anche l'effetto molte volte. Quindi prendere quella palla è veramente difficile. Lui c'è slider, curva, cambio, le ha tutte. K, eccolo qua. Finisce qui questo inning nonostante il doppio e Pubic. Torniamo in diretta dallo stadio dei Pirati per questo sesto inning. Abbiamo una sostituzione all'interno della parte difensiva della New Rimini. Abbiamo Focchi Amedeo che viene sostituito da Montanari Tommaso, stesso ruolo, esterno sinistro. Scusa, Fava Giovanni di H? Ah, Jacopo. Di H, ok, al posto di Gerali. E Barba di Laise. Barba di come si chiama di nome? Sempre in primo, sei primo. Quindi Barba Matteo è stato sostituito da Laise. Questo sesto inning abbiamo 2 strike da parte di Sosa. Kevin Sosa K. Di Gerali Matteo è stato eliminato. K. E adesso abbiamo Laise con il cambio, Barba Matteo. Non funziona. Valida per Barba Matteo. Un singolo. No. Marchesi Francesco. Marchesi Francesco sostituisce Poma Sebastiano col numero 14. Prima palla è uno strike su Marchesi Francesco. Toma Cifalino assiste in prima e out. Ha fatto veramente una presa molto difficile perché era una palla lenta in diamante ed è riuscito a fare l'out.
quindi è una L5-3. Adesso abbiamo Vilori Alex, numero 54, esterno destro, mancino. Abbiamo la Iseles Barba Matteo che scorre in seconda a seguito di questa eliminazione di Marchesi. Ci sono 40 anni di storia, dai. 30. Abbiamo a casa un conto di 1 strike e un ball. Palla, lancio pazzo e Barba Matteo va in terza base. Palla corta che viene accompagnata da Sosa direttamente, quindi fa direttamente l'out, quindi direttamente L1. Eliminazione in prima e si conclude questo sesto inning e andiamo in pubblicità. Parte bassa del sesto inning, signorile Tommaso, in battuta. Prima palla è un ball. Ball la prima palla. Signorile nel terzo inning è stato eliminato al piatto. Primo strike su signorile, no, secondo strike su signorile, 2 strike e un ball. Due ball, 2 strike.
Aggiungi un ball. Sì, adesso K. Thomas Cifalinò ricomincia l'line-up per la New Rimini, terza volta che Cifalinò incontra Ariel. Nel primo inning abbiamo avuto un K looking, il secondo con una linea 1-3 e adesso vediamo se in questo sesto inning sarà una cosa migliore per lui e per la squadra. Prima palla è un ball. Prima palla e la seconda palla è uno strike che viene girato in foul dietro. Viene dato avvio nuovamente al lanciatore perché la palla era finita proprio dietro il ricevitore. Gira questa palla in foul ma resta nel guanto del ricevitore, quindi 2 strike, un ball. K looking per Cifalinò. Adesso abbiamo Baro, numero 56. Jesus Baro, un ball, uno strike, conto su questo sesto inning nella parte bassa. Gira la mazza senza incontrare la pallina, incaricandoci del secondo strike. 2 strike, un ball, 2 out. Falla in foul dietro. Palla ancora in foul, tutto invariato, 2 strike, un ball. Palla ball a terra, 2 ball, 2 strike il conto. Scappa la mazza ma è eliminato Barro. K swing. È la terza eliminazione di questo sesto inning e andiamo in pubblicità.
Torniamo in diretta. Abbiamo Alex Sambucci nel box. Sto settimo inning. Prima palla è un ball. Bella valida. Una valida al centro per Sambucci in questo settimo inning. Sambucci valida e la 4 su 4 per lui nel box questa sera, quindi mazza veramente molto infuocata. Prima palla strike. Strike. 2 strike. Abbiamo Fava, Jacopo, che è il primo eliminato. Adesso abbiamo Adorni Tommaso, numero 99. Lancio pazzo e Sambucci va in seconda base. Colpisce su Tomaci Falinò che con una fulminata riesce a fare l'out sulla linea 5-3. È il secondo eliminato. Adesso abbiamo Covati Matteo al numero 15. Fatto un fuoricampo da 2 punti al primo inning, una valida al terzo, eliminato con la linea al quinto. È stato giudicato salvo dall'arbitro, quindi valida. Quindi Covati Matteo valida. Sambucci arriva in terza, uomini agli angoli, 2 out. Marchesi Daniele, numero 16, nel box. Prima palla girata, strike, non colpita. Se si realizza il 10° punto, la partita finisce al 7°. Palla in foul a destra, 2 strike su di lui.
K. Abbiamo un cambio sul monte di lancio per il crocetta, e abbiamo anche un cambio di DH per la New Rimini che entra Francesco Bovini è il nuovo lanciatore al posto di Ariel Carrillo. E invece abbiamo Perazzini Enrico al posto del DH. 2 strike su Enrico Perazzini. Ball. Ancora invariato il conto, 2 strike. Ancora ball. Ah no, K.
K looking al Chacon Alessandro, è il secondo battitore per la New Rimini in questo settimo inning, parte bassa, strike chiamato dall'arbitro, primo strike. Gira questa palla ma è una dritta veloce, non riesce a impattarla. 2 strike, su di lui il conto. Palla in foul sulla rete dietro di protezione. Due strike su Chacon, Leandro. K ancora. K looking, il secondo K. Sì, bambini, era per te. Andrea Gabrielli nel box, gira la prima palla, strike. È un lanciatore con palle molto veloci, forse ha pochi effetti, ma una palla molto veloce. Forse ha il cambio dritta come suoi punti di forza. Sicuramente la dritta è molto veloce. Erano tutti in foul, quindi una palla molto molto veloce. Gabrielli si porta su 2 strike in questo settimo inning. Questo è 2-1. 2 ball, 1 ball, 2 strike. Foul dietro sulla tribuna. 2 strike, 1 ball, il conto invariato. 4 palle chiede l'arbitro. Allez, K looking. K looking, K looking, K looking. 3 K looking, è finito il settimo inning. Pubblicità. Matteo Gerali in battuta.
valida di Gerali. Ancora Kevin Sosa sul monte. Due su 4 per Gerali. Una palla lunghissima che arriva in fondo al muro ed entra il 10° punto per il Crocetta. Un triplo, un doppio con errore, V2. Quindi la partita sta per volgere alla fine, perché se la New Rimini non segnerà almeno un punto nel prossimo inning, la partita sarà completata all'8° inning per manifesta inferiorità, cosa che non è riuscita la New Rimini, perché al 7° inning stava 10-0, prese un punto. Vediamo cosa succederà qua. Secondo strike su Marchesi Francesco, numero 14. Bisogna mettere un punto, Tiziano, su quel tabellone, non va? Due strike, un ball, il conto. Due ball, due strike. Ancora invariato, due ball, due strike. Conto pieno. Palla in foul sulle tribune. Palla alta che va verso il centro. Presa al volo e volata in sacrificio. V8. Quindi il punteggio si aggiorna per 11. Se già era finita, adesso è ancora più finita. 11-0 per il Crocetta. Peccato che non si riesca almeno a segnare un punto. Visita di Dario. Dorian Castro sul monte. Verificare un attimo con Sosa.
tanto mi si chioda io poi. Palla in foul a sinistra. Conto è 2 strike su Vilori Alex. Due strike un ball. K. Secondo out. Adesso abbiamo Alex Sambucci. Sambucci Alex che ha fatto un 4 su 4, 4 singoli. E questo è il quinto. 5 su 5 nel box per Alex Sambucci. Cinque su 5, sicuramente è un battitore coi fiocchi. Se anche il fisico non lo assiste nella corsa, però ancora le mani girano bene. Sì, sì. Dico, sulla corsa non è più quello, però il manico. Stiamo discutendo qua che Sambucci certamente è ancora un giocatore che ha tanto da dare al baseball. 5 su 5. Adesso abbiamo Fava. Jacopo. Secondo strike, un ball, 2 strike su Fava. Un foul a sinistra. K. Quindi abbiamo questo inning in cui Rimini è chiamato a fare almeno 2 punti per non andare in manifesta inferiorità. Vedremo. Pubblicità.
Torniamo allo stadio in diretta dallo Stadio dei Pirati per questo ottavo inning. Il Falma Croceta sta conducendo per 11-0 e realizzando 2 punti all'inning precedente che è stato il settimo. Se non cambierà qualcosa in questo inning con un paio di punti, la partita finirà per manifesta inferiorità. Adesso abbiamo Montanari Tommaso che sostituisce Focchi Amedeo nello stesso ruolo esterno sinistro. Lancia palle molto veloci che non riusciamo a colpire, neanche forse a vedere. Giriamo la mazza quando la palla è già passata. 2 strike, 1 ball. Questa è la mia sensazione. Punteggio invariato di 1 ball, 2 strike. K. Montanari Tommaso è il primo K swing per la New Rimini. Adesso abbiamo Davide Bonemei che questa seconda partita, questo è il terzo turno, ha fatto un K swing al secondo e una valida un doppio al quinto. Vediamo se riuscirà a fare qualcosa di buono anche in questo inning per tirarci fuori dalla manifesta, però non lo so, vedremo un po'. Questo è un ball alto, palla molto veloce. Ancora una palla molto veloce, ball. 2 ball. Questo è ancora ball, 3 ball, 1 strike su Davide Bonemei. Base su ball per Davide Bonemei. Abbiamo Yuri Cortesi, prima palla in foul, si carica del primo strike. Secondo strike. Abbiamo un out e 2 strike nel conto per ora su Cortesi. Questo ottavo inning in cui sta conducendo palla molto lunga ma al centro, viene eliminato al volo un F8, una palla molto alta, abbiamo 2 out. Ora abbiamo Tommaso Signorile. Tommaso Signorile che ha avuto un K al terzo, un K swing al sesto e vedremo un po' se in questo momento riuscirà a fare qualcosa di meglio. La prima palla è un ball, palla alta. La seconda palla è sempre un ball, basso stavolta, interno.
La terza palla è un altro ball alto esterno, 3 ball e 0 strike su signorile. Tommaso Signorile, ricevitore della New Rimini. Questa prima palla è uno strike. Ricevitore di questa gara 2. È uno strike questo su signorile, quindi conto pieno, 2 out, quindi sicuramente una palla difficile la prossima per lui, visto che è l'ultimo. Base su ball per signorile. Dai, stai vincendo 11-0, adesso se anche non viene fatto strike out su una palla dubbia, magari non ci penso che da recriminare non ci sia niente. Però va bene. Abbiamo 2 basi ball concesse dalla Farma Crocetta in questo momento qua. Abbiamo un Bonemei in seconda e Tommaso Signorile in prima. Adesso ricomincia il line-up della New Rimini. Thomas Cifalino, che per la quarta volta si trova nel box di battuta. Prima palla è un ball. Ha avuto Cifalino un K looking al primo inning, una linea sulla linea 1-3 al terzo, un K looking al sesto. Questa è la seconda partita di Cifalino Thomas, terza base per la New Rimini in questa seconda partita. Attualmente 2 ball nel suo conto. Gira questa palla in foul a destra. Due ball, 1 strike il conto su Cifalino. 2 ball, 2 strike, ancora un foul a destra. Servirebbe una battuta lunga o comunque sono veloci non particolarmente i corridori sulle basi adesso, però sicuramente con un doppio può darsi che vengano a casa tutti e due. Vediamo un po'. 2 ball, 2 strike il conto. 3 ball, 2 strike, conto pieno su Cifalino Thomas. Cosa fai? Fa un pick off. I suoi uomini non stanno tenendo i lanciatori, chiaramente sugli uomini sulle basi con 11-0. Vabbè. Eccola qua. Si completa l'eliminazione con una linea sul 6-3 e si conclude qui la partita per 11-0 per il Farma Crocetta. I complimenti al Farma Crocetta per questa gara 2. Ha dominato, sicuramente molto importante è stato il primo inning che ha creato un solco incolmabile per la New Rimini, non è più riuscita a recuperare questo divario che è stato veramente, veramente molto molto importante e non è più riuscita a recuperare questo divario così impegnativo che ha permesso di concludere questa seconda gara.
una serie di valide che hanno veramente fatto il solco nella New Rimini. Complimenti alla squadra del Crocetta per questa seconda gara veramente ben giocata e anche sia in attacco che in difesa. Complimenti a Ariel Carrillo, che si conferma sicuramente un lanciatore coi fiocchi. E ci vediamo negli impegni della New Rimini per la prossima settimana. Adesso ve li riassumo, vediamo un attimo. La prossima settimana siamo di riposo e non si giocherà per la festa del 2 giugno. E la prossima partita sarà a Rovigo il 9, sarà prima gara alle 10 a Rovigo e seconda gara alle 15, e quindi finisce, abbiamo una settimana di recupero o di fermo, diciamo così, per tutti i nostri giocatori e anche per tutta la serie, almeno tutto il girone. Facciamo quindi i complimenti al Crocetta per questa vittoria di gara 2 e un saluto a tutti gli telespettatori e arrivederci a Rovigo tra 15 giorni, domenica alle 10 per la prima gara della New Rimini in trasferta a Rovigo. Grazie per l'attenzione da Enrico Bonemei, una buona serata e una buona notte, un buon weekend a tutti.